Malattie complesse dal bambino all'adulto qui all'ospedale Brozzu per fare un quadro che sia multidisciplinare, perché ci sono tutta una serie di patologie impattanti per le famiglie, per i piccoli pazienti, che diventano patologie da affrontare nel corso della vita. Ecco, qui nasce l'esigenza di poter coordinare, di poter avere un'organizzazione che permetta all'assistenza, alle cure, alla stessa ricerca, alle degenze ospedaliere di avere un continuum, cioè un filo che abbia padronanza di quello che è l'evolversi della patologia. All'ospedale Brozzu siamo nella salazza, sono convenuti oltre 200 specialisti da tutta l'isola, ci sono stati i saluti della Presidente della Giunta regionale Alessandra Todde con quelli che sono i principali protagonisti della sanità sarda. Una giornata come quella di oggi è proprio l'esempio importante di come si può affrontare la complessità. Oggi si parla di patologie appunto complesse, patologie che richiedono un approccio multidisciplinare, ancora di più perché si parla di patologie che iniziano dal bambino ma poi molto spesso continuano con l'adulto. Sì, la collaborazione tra i vari specialisti è cruciale soprattutto per le situazioni più delicate dei pazienti complessi. Noi da più di 30 anni ci occupiamo della malattia complessa per eccellenza, che è la spina bifida, che mette alla prova il sistema, e cerchiamo di seguire i bambini anche nell'adolescenza sino all'età adulta, perché il transitional care in Sardegna purtroppo non è praticabile. Contesti come questo possano servire davvero per intanto far capire lo stato dell'arte, confrontarci seriamente su quelle che sono le esperienze anche di chi sta sul campo tutti i giorni e senza presunzione poter pensare come poter migliorare. Credo che quello che dobbiamo fare adesso è essere ovviamente consapevoli che dobbiamo prendere delle decisioni strutturali. Forse sicuramente non sono mancate risorse nel passato, è mancato il coraggio.